L'Avezzano torna a vincere anche al Dei Marsi e lo fa battendo nello scontro diretto la Nuorese con un 2-0 confezionato tutto nella ripresa. Primo tempo avaro di occasioni con l'Avezzano che prova ad imporre il proprio gioco senza tuttavia riuscire a impensierire Frasca. L'occasione più ghiotta al 27esimo quando Pollino trova un varco e se ne va sulla destra per poi crossare in mezzo per Padovani che in tuffo spedisce al lato. Al 34esimo Bittaie trova la conclusione dal limite costringendo Frasca a rifugiarsi in corner. La Nuorese si difende ma non riesce a produrre una reazione efficace, tanto che Lewandowski è di fatto inoperoso. Il primo tempo si chiude al 41esimo con Padovani che scarica indietro per Lopinto, conclusione centrale, facile preda del portiere sardo. Tutto accade nella ripresa. La partita, fortemente bloccata, ha bisogno di un episodio per incanalarsi dalla parte dei biancoverdi di casa. Il lampo è quello di Leto, che al 28esimo viene messo giù in area da Scognamiglio, ammonito nell'occasione. Dagli 11 metri lo stesso Leto è implacabile e spiazza Frasca per l'1-0 avezzanese. Dopo il vantaggio i ragazzi di Tortora ci credono e spingono sull'acceleratore, riuscendo a concretizzare il raddoppio al 32esimo con il neoentrato Marolda che riceve palla da Capitan Sassarini sul filo del fuorigioco e con un preciso pallonetto supera Frasca per la seconda volta. La squadra sarda si vede solo nel finale con un colpo di testa di Falasca sugli sviluppi di un calcio piazzato parato da Lewandowski. Ha vinto la squadra che ha meritato di più, ha meritato sotto il punto di vista della voglia, del modo di stare in campo, hanno vinto tutti i duelli personali, noi abbiamo fatto uno sterile possesso palla, era la terza partita di una settimana, ma io sono l'allenatore perciò me ne assumo completamente responsabilità.